Lanterna desena, le fetta tre i canti, Maria qui guanti, la scela passa. Per parlare un po' degli altri, a festa di San Giovanni Battista. Per parlare un po' degli altri, così, a bunga, come se di amici me stessero un po' a sentire. Tra pochi giorni è la festa di San Giovanni Battista. E ora usa il mio calendario per vedere in che giorno case, poi fa in punta, in weekend, ma mi porto in mente in tutto il San Giovanni Battista da mia infanzia, quando è una festa veramente sentia dagli altri do popolino. In ogni riunione c'erano 2 o 3 bande di battusetti che si sfidavano a fare un falò più bello e più grande e cominciavano già 2 mesi prima a cercare legna e roba da bruciare. Non è una cosa così facile, perché in gran parte delle case c'erano con estiva legna e carbone e la legna si conservava. Eravate in giro che ne hanno pochi, perché c'erano con i strasè. A legna trovà avveniva scusa per non farla trovare agli altri, cose non la portavano via. E poi il giorno da vigilia avveniva a cagliare per fare un falò. O le entrava giù da masci, ogni altre figgette, satanava ben che ti dai un'amighetta con qualche freccio grande e che fava un capo riun, al limite te favan sta settà in scemiagetta do besagno a fa a guardia, insieme ai figliocci piccini, che nessun si avvicinesse a catasta, mentre gli altri favan a spola tra lì e un nascondiglio. Quello giorno in suo besagno paivano che in tante formighine anessano avanti e indre, o le attitudini remescià de figlioli. In te settimane avanti, che si aspetta, uscì raccolta per qualche palanchetta, per poi accattare 2 scuri serve e qualche fuoco d'artifizio, che poi usaieva stato sparò da sceppo da caccia di qualche puè. I figlioli andavano in giro con delle lame di conserva vere, che avevano sciaccato da parte aperta, per serale, e dall'altra parte che avevano fatto una fessura, per fare delle bisciuette. E facendo scrollare quelle poche nicheline che avevano già dentro, si avvicinavano dicendo: «Niente per San Giovanni, niente per Battista». A chi che dava qualcosa, ma che diceva: «Mi non spendeteli, eh!» Quelli coi muri che se le trovavano rispondevano pronti: «San Giovanni non v'inganni». E così, dopo tutto questo geminà, arrivava finalmente a sera da vigilia. E quando le ombre cominciavano a calare, si vedeva gente affacciarsi dai barquini de case e in te famiglie che in strada per andare a settarsi in scemagette do besagno. Poi a poco, in dopo l'altro, veniva dato fuoco ai falò e tutto il besagno lo illuminò da bagliori de fiamme, da Prou a Sant'Agà, e anche in te colline in giro si vedevano tanti puntini luminosi fatti dai fuochi dei falò. Poi quando i falò erano quasi smorti, veniva a sparare i fuochi d'artifizio. Ora conta ste cose, forse vi altri mi domandiate: ma cosa è poi di così bello, da demoarsi così tanto? Io non sapeva cosa rispondere, ma mi so che quella sera mi sentivo parte di qualcosa, cosa che anche è sempre più difficile da sentire. Lanterna desena, le fetta tre i canti, Maria